Nuovo piano tariffario del costo del servizio idrico nella provincia di Agrigento. Il Consiglio di amministrazione dell'ATO ha approvato le modifiche al preziario. Ovviamente il tutto dovrà essere approvato definitivamente dall'Assemblea dei Soci. Saranno 5 le fasce di calcolo delle bollette che si baseranno sulla tariffa reale media. Il nuovo piano tariffario prevede l'incremento medio del 10% del costo del servizio. Quindi bollette dell'acqua più salate per i cittadini, ad eccezione dei residenti nei comuni di Canicattì ed Agrigento, che fino ad oggi hanno pagato di più l'acqua rispetto agli altri comuni. Le 5 fasce introdotte dal CDA del lato idrico sono utenze domestiche e residenti, utenze domestiche e non residenti, altre utenze riguardanti per lo più attività commerciali, industriali e professionali, utenze zootecniche, utenze enti pubblici. Suddivise in categorie anche le singole utenze, infatti per quelle domestiche è previsto anche un calcolo a consumo. E sulle nuove tariffe del canone idrico in provincia di Agrigento, il sindaco di Sciacca, Vito Bono, contesta la decisione intrapresa dal Consiglio di amministrazione dell'ATO, in quanto il nuovo piano tariffario sarebbe stato discusso in una riunione dove era assente lo stesso sindaco saccense. Inoltre Bono esprime le sue perplessità anche in merito all'approvazione del CDA del punto all'ordine del giorno che prevedeva solo la discussione delle nuove tariffe. Vito Bono in merito annuncia di impugnare la decisione adottata dal CDA e, se è il caso, tirarsi fuori dal lato idrico in attesa di risolvere il contratto con Girgenti Acque e gestire in proprio la bollettazione del canone idrico nella città termale.